Pianificata una vera e propria task force composta dai vigili urbani e dai carabinieri del reparto anticrimine natura che dovrà realizzare con attrezzature più sofisticate controlli ancor più mirati. E questo è il piano di coordinamento interforze antisporcaccioni varato davanti al procuratore capo di Agrigento Luigi Patronaggio dal sindaco Lillo Firetto, il comandante della Polizia Municipale Gaetano Di Giovanni e i rappresentanti del reparto anticrimine natura dei carabinieri. Tra le criticità non soltanto i sacchetti dei rifiuti indifferenziati e sparpagliati sia in centro che nelle periferie di Agrigento, ma ci sono anche rifiuti speciali molto spesso abbandonati su aree demaniali che tanto complicano l'azione di prevenzione e repressione. Nonché naturalmente l'opera di bonifica che ha un costo pesante per le casse del municipio. Appena pochi giorni fa il sindaco Firetto aveva invocato un'azione corale da parte di tutte le forze dell'ordine. D'ora in avanti non si procederà più, non soltanto almeno con la sanzione amministrativa che nei prossimi giorni scenderà da 600 a 500 euro, ma scatterà anche una denuncia penale quando i lanciatori seriali verranno sorpresi in determinate zone della città, aree che sono sottoposte a vincoli paesaggistici o archeologici. Non soltanto la multa ma gli sporcaccioni dovranno andarsi a cercare anche un avvocato, ha commentato il sindaco Lillo Firetto. E la raccolta differenziata continua intanto a far aumentare il numero di coloro che erano sconosciuti al comune. Siamo arrivati a 3.000, spiega il sindaco Firetto, che si sono autodenunciati cercando di mettersi in regola nell'arco di pochissimo tempo. E sono stati multati anche i distratti della differenziata, ovvero coloro che per pigrizia o ignoranza conferiscono in modo sbagliato. Elevate 15 sanzioni da 50 euro a testa fra Villaggio Mosè e San Leone dalla Polizia Municipale. E il sindaco Firetto nelle prossime ore dovrebbe firmare un provvedimento che cambierà l'ammontare delle sanzioni amministrative previste. Per il mancato rispetto delle frequenze, orari e modalità del conferimento differenziato dei rifiuti è stata prevista una multa da 250 euro. Stessa cifra di sanzione per l'involontario intralcio, ritardo, impedimento all'opera degli addetti alla raccolta. Scende invece da 600 a 500 euro l'abbandono, deposito o emissione di rifiuti urbani sul suolo, nelle acque superficiali o sotterranee. Multa da 250 euro per l'introduzione in sacchetti o altri contenitori pattumiera per rifiuti urbani domestici di materiali in combustione, taglienti o acuminati e ben 500 euro di sanzione per l'incendio di rifiuti in area pubblica o privata.